L'AIFA sospende il vaccino AstraZeneca in via precauzionale in tutta Italia, stop alle somministrazioni all'Unicale e all'ospedale da campo a Cosenza come nel resto della Calabria. I medici di base della Federazione Italiana Medicina Generale confermano il loro impegno nella campagna vaccinale, ma pretendono chiarezza sulla gestione delle dosi. Anche l'assessore regionale Ultimo e il presidente della commissione anti-'ndrangheta in visita alla caserma dei carabinieri di Cetraro. Serve un tavolo con il governo. Incendiata l'auto di una imprenditrice a Cassano, il sistema di videosorveglianza incastra gli autori del vile gesto. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, lo avete sentito anche dai nostri titoli, ma da tutti i TG nazionali. L'AIFA ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca in tutto il nostro paese. In Calabria nel pomeriggio lo stop per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini all'Università della Calabria, così come nell'ospedale da campo di Cosenza, che era stato individuato negli ultimi giorni come centro vaccinale. È in serata la riunione della task force all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in cui sostanzialmente si è preso atto di questa decisione dell'AIFA che rallenterà la campagna vaccinale. Obiettivo è garantire la seconda dose a quanti hanno già effettuato la prima. Il punto nel nostro servizio. La notizia arriva nel pomeriggio. L'AIFA sospende in Italia il vaccino AstraZeneca. Nel comunicato l'Agenzia Italiana del Farmaco precisa che si tratta di una precauzione temporanea in attesa dei pronunciamenti dell'EMA. Una decisione, quella dello stop delle fiale su tutto il territorio nazionale, che è in linea, si fa sapere, con i provvedimenti analoghi adottati da altri paesi europei. L'AIFA sottolinea che renderà nota tempestivamente ogni informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Nel nostro paese di dosi AstraZeneca ne sono state inoculate oltre 1 milione. Il ministro della Salute Roberto Speranza afferma: abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione. Appena giunta la circolare dell'AIFA, sospese all'Università della Calabria le somministrazioni del siero. Finora sono state circa 900 i vaccini inoculati a docente e personale amministrativo dell'Ateneo. Anche all'ospedale da campo di Cosenza è stato comunicato lo stop alle persone in attesa. Nel centro vaccinale militare circa 800 gli insegnanti finora vaccinati. Situazione simile in tutti i centri vaccinali della Calabria. L'invito dei sanitari è alla calma. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto: a questo punto credo valga la pena un'attenzione generalizzata sulla sicurezza del vaccino. Se, come spero e ritengo, sarà riconosciuto non colpevole, proseguiremo con le inoculazioni. E in serata si è tenuta presso la direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale dell'ASP di Cosenza una riunione della task force Covid-19 per fare il punto della situazione. Durante l'incontro si è preso atto della sospensione del vaccino AstraZeneca e delle inevitabili complicazioni che la stessa porterà alla campagna vaccinale già in atto. Alla fine della discussione si è stabilito, quanto emerge da un comunicato, che la campagna vaccinale proseguirà con i vaccini che saranno forniti all'ASP di Cosenza dalla Regione Calabria, tenendo in debito conto della necessità di completare la vaccinazione delle persone ultra ottantenni ed assicurandole la seconda dose. In sostanza si proseguirà con le dosi della Pfizer e di Moderna. L'ASP di Cosenza da domani sarà operativo proprio nel territorio il nuovo sistema di prenotazioni attraverso la piattaforma di Poste Italiane. La prima seduta prevista per giovedì 18 marzo. Il sito delle prenotazioni è prenotazioni.vaccinocovid.gov.it. Vediamo.
Anche la Calabria aderisce alla piattaforma per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid-19 messa a disposizione delle regioni da parte di Poste Italiane. Una decisione presa nei giorni scorsi per cercare di arginare l'approssimazione nelle prenotazioni che alle nostre latitudini regna sovrana e le lamentele degli utenti stanchi di essere sballottati di qua e di là attraverso numeri verdi o numeri designati senza ricevere mai date utili alle vaccinazioni. È chiaro che da noi il problema c'è e forse questo potrebbe essere un tentativo per razionalizzare e per questo motivo stamattina all'ASP di Cosenza si è tenuta una riunione tecnica proprio per mettere a punto il sistema gli ultimi accorgimenti circa l'attivazione della piattaforma telematica tra i vertici dell'azienda sanitaria, la Protezione Civile e Poste Italiane. Parte dunque anche nel Cosentino l'avvio delle prenotazioni tramite questo sistema e al momento saranno inseriti 7 punti vaccinali distribuiti equamente su tutto il territorio provinciale che ha complessivamente 68 già attivati. La fase sperimentale durerà pochi giorni, poi interesserà tutta la rete dei posti disponibili. Le prenotazioni potranno essere effettuate online tramite un call center ad hoc o attraverso l'ATM Postamat, inserendo la propria tessera sanitaria o tramite i palmari in dotazione e i portalettere. Una piattaforma che dovrebbe garantire trasparenza e, visto anche l'inserimento automatico nell'anagrafe vaccinale nazionale dei nominativi, si potrebbe optare a questo punto per il cosiddetto passaporto vaccinale con i dati già a disposizione, sicuri e blindati. Una situazione complicata che lo stop di AstraZeneca renderà ancora più complessa e confusa. Intanto i medici di base della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale confermano il loro impegno nella campagna vaccinale, pretendono però chiarezza sulla gestione delle dosi. Vediamo. Il ruolo dei medici di base in questa campagna vaccinale c'è la disponibilità, ma non i vaccini. Il problema è che noi quando vacciniamo, quando andiamo a vaccinare, non abbiamo disponibilità di vaccini. Io parlo delle cose di cui ho contezza, sono abituato da sempre a parlare così. Venerdì era il mio turno di vaccinazione, c'eravamo 6 medici per 6 ore, una capacità di vaccinazione di 360 cittadini, ce n'erano prenotati solo 50. E quando io ho chiesto perché non venivano prenotati i cittadini, mi hanno detto mancano le dosi. Noi per quale motivo abbiamo 234.000 dosi che sono state consegnate alla Calabria e solo 173.000 dosi utilizzate? I medici di base hanno anche chiesto di sapere a chi sono state somministrate le dosi. Si sono creati 2 problemi. Il primo problema che si è creato è che mancano le dosi per i pazienti anziani, che invece è una categoria ad alto rischio e che andava vaccinata subito. Il secondo problema riguarda la cattiva gestione dei centri vaccinali e la cattiva gestione anche delle prenotazioni. Pensate che in Calabria sono stati prenotati i cittadini che dovevano essere definiti estremamente fragili, sono stati prenotati con una tabella non autorizzata dal Ministero della Sanità, per cui si trovano prenotati delle persone che hanno una semplice tiroidite e magari persone che hanno leucemia non sono stati prenotati. Quindi capite bene che ci troviamo veramente in una situazione assolutamente fuori controllo. È stato detto ai cittadini, creando ulteriore confusione: prenotatevi dai vostri medici di medicina generale. Una cosa assolutamente falsa, che ha determinato un blocco di fatto delle attività ambulatoriali per più di 2 giorni. Noi abbiamo dovuto rispondere al telefono alle stesse richieste, giuste richieste dei cittadini, ma si è creato praticamente un imbuto nella nostra attività. Io denuncerei veramente, se ci fossero gli estremi, per un'interruzione di pubblico servizio. Chi dà queste notizie veramente, ci sono gli estremi per la denuncia per interruzione di pubblico servizio, perché i nostri telefoni sono stati presi d'assalto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, non abbiamo potuto lavorare. Piani vaccinali, a Reggio si è al lavoro per definire il piano relativo alla scuola, ma dopo la notizia di oggi di certo anche qui si rallenterà. Vediamo.
Attuare al più presto il piano vaccinale nelle scuole di Reggio Calabria, già programmato e discusso nelle ultime settimane. Oggi a Palazzo San Giorgio, sede del municipio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessora alla pubblica istruzione Rosanna Scopelliti si sono incontrati con il nuovo commissario dell'azienda ospedaliera provinciale di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi e con tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi delle scuole cittadine. L'incontro, che è stato caratterizzato dall'assoluta operatività, è servito per approntare al meglio tutte le procedure necessarie affinché la copertura vaccinale sia massima in uno dei settori più delicati e fortemente colpiti dalla pandemia. Si lavora naturalmente verso un obiettivo comune. È stata una riunione proficua perché c'è stato il modo di confrontarsi, i dirigenti hanno espresso le loro preoccupazioni anche rispetto a un aumento dei contagi in città, ci siamo riaggiornati alla prossima settimana, si verificherà anche la possibilità, laddove i locali, i plessi scolastici siano idonei, di poter vaccinare il personale direttamente nelle scuole, qualora affinché questo poi non porti ulteriori assembramenti nei centri vaccinali dell'ospedale e del Consiglio regionale. C'è stata ampia disponibilità da parte dell'ASP di renderci partecipi dei percorsi che intendono portare avanti e anche da parte dei dirigenti la massima disponibilità, come sempre, a fare il possibile per poter vaccinare, per poter arrivare al termine di questo percorso nel modo migliore per tutti quanti. Ora a Casali del Manco, dove questa mattina un gruppo di genitori ha inscenato un sit-in di protesta per chiedere la chiusura delle scuole e l'attivazione della didattica a distanza dopo alcuni casi di contagio avvenuti in un istituto scolastico del territorio. Poi una delegazione di genitori ha incontrato gli esponenti dell'amministrazione comunale. Vediamo. Proteste questa mattina a Casali del Manco, alle porte di Cosenza, di una delegazione di genitori preoccupati per il rientro a scuola dopo i contagi che hanno riguardato nelle scorse settimane docenti e alunni di un istituto scolastico sul territorio comunale. Abbiamo deciso insieme a tutte le famiglie di manifestare contro il sindaco del nostro comune, perché dopo un lungo periodo in cui abbiamo dall'inizio della pandemia, ormai dal mese di ottobre, abbiamo chiesto più volte di intervenire sulla questione della scuola, sullo screening nei confronti delle famiglie, per agevolare eventualmente anche delle convenzioni con dei laboratori, insomma di intervenire per rassicurare quella che è la preoccupazione di tutte le famiglie. Non essendoci in questo momento ancora un reale tracciamento della situazione, è ovvio che le famiglie siamo preoccupate e abbiamo paura di mandare i bimbi a scuola. In questo momento stanno seguendo la didattica a distanza che sinceramente, a differenza di come ovviamente è stata all'inizio di questa pandemia l'anno scorso, dove c'erano difficoltà ma enormi, ora invece queste difficoltà io personalmente non le vedo superate. Un sit-in pacifico e una delegazione ha poi incontrato alcuni componenti della giunta. La richiesta della delegazione dei genitori che ci ha incontrato era quella di tenere per qualche altro giorno le scuole chiuse al fine di avere un tracciamento della diffusione del virus sul territorio ancora più chiaro. Dal canto nostro ci teniamo a sottolineare che abbiamo messo in campo subito una campagna di screening completamente gratuita nei confronti della popolazione studentesca, quindi dei bimbi, dei genitori, del personale docente e del personale ATA, e che già dalle prossime ore sarà a disposizione per questa popolazione scolastica. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione lo screening, quindi su tutta la popolazione scolastica. Il mio invito è quello di aderire appunto per ritornare a scuola con una maggiore sicurezza. Sul fronte dei contagi, il bollettino di oggi registra un calo di nuovi positivi, ma a fronte di meno tamponi effettuati. Vediamo.
Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 1.642 tamponi, 213 i nuovi positivi, in particolare Cosenza 121, Catanzaro 7, Crotone 1, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 64. I ricoveri in regione sono 258, in terapia intensiva 28, 4 i morti. E c'è una notizia che arriva da Isola Caporizzuto. Dopo il sindaco Maria Grazia Wittenberga, anche il vice sindaco di Isola Caporizzuto, Grazia Maria Michalizzi, e un dipendente sono risultati positivi al Covid-19. La positività è stata accertata nel secondo screening di tamponi fatti a dipendenti comunali e amministratori, che si è reso necessario appunto per la positività di Wittenberga. Circa 50 i tamponi effettuati stamane, 2 i positivi, il vice sindaco e un dipendente. Gli uffici comunali quindi riapriranno domani, ma solo per lavori interni, e resteranno chiusi al pubblico per tutta la settimana. Gli uffici erano già stati sanificati l'11 marzo scorso dopo la positività del sindaco. All'Annunziata di Cosenza adesso, perché si è deciso di attivare già nelle prossime ore 12 nuovi posti di subintensiva da destinare ai pazienti Covid, perché questa in realtà l'allarme, tutti i posti compresi sia nel presidio dell'Annunziata sia nei presidi sul territorio delle ASP sono quasi al completo. Il virus corre a Cosenza, l'ospedale deve fare spazio per accogliere i malati Covid. Azienda ospedaliera e ASP hanno deciso di attivare subito, nelle prossime ore, 12 nuovi posti letto destinati a pazienti positivi al coronavirus all'interno del reparto di terapia subintensiva dell'ospedale Annunziata. L'ospedale metterà a disposizione i locali e parte del personale. L'azienda sanitaria provinciale contribuirà con 6 infermieri e 4 sanitari. Al momento i posti letto riservati a pazienti positivi al Covid-19 in provincia di Cosenza, suddivisi tra i reparti dell'ospedale dell'Annunziata e Rogliano, gestiti dall'azienda ospedaliera, e quelli dell'azienda provinciale nei territori di Cetraro, Acri e Rossano, sono quasi totalmente occupati. L'azienda ospedaliera attualmente ha 66 posti letto, di cui 62 occupati, 16 posti su 17 in malattie infettive, 17 su 18 nel reparto di pneumologia, tutti occupati, 13 posti in terapia intensiva. Infine 18 posti letto sono attivi nel presidio di Rogliano e di questi 16 sono occupati. L'ASP di Cosenza invece gestisce in totale 52 posti letto riservati a pazienti positivi al coronavirus e 47 sono attualmente occupati. In particolare nell'ospedale di Cetraro i posti occupati sono 19 su 20, ad Acri sono occupati 12 posti su 14 e a Rossano ci sono 16 posti letto occupati su 18. Strutture sanitarie in affanno e terza ondata, con ambulanze che tornano a sostare nel piazzale del pronto soccorso. La cronaca adesso, torniamo ad occuparci dell'intimidazione ai danni del comandante della stazione dei Carabinieri di Cetraro, la solidarietà della Regione, oggi la visita dell'assessore regionale Ultimo e del presidente della commissione anti-'ndrangheta. Vediamo. Numerosi gli attestati di solidarietà dopo l'atto intimidatorio subito a Cetraro dal maresciallo Orlando D'Ambrosio. Oggi la visita del capitano Ultimo, l'assessore regionale all'ambiente De Caprio. L'attacco ai nostri carabinieri è un attacco alla Calabria, è un attacco allo Stato democratico, alla Calabria che si vuole ribellare all''ndrangheta, che si vuole ribellare da ogni sopruso. Quindi siamo qui a ringraziare i nostri carabinieri e le loro famiglie per quello che fanno, a incoraggiare ad andare avanti senza esitazione, perché queste minacce vogliono dire una sola cosa, che i carabinieri sono dalla parte giusta e il popolo della Calabria è con loro. Il capitano Ultimo sottolinea poi la necessità di un tavolo con il governo. Vogliamo che le nostre stazioni dei carabinieri vengano rinforzate, che ci siano interventi strutturali di sostegno ai nostri militari,
che vengano dati uomini e mezzi adeguati. Il sindaco di Cetraro chiede la consegna della nuova caserma dei Carabinieri. Non è immaginabile che oggi, a tanti anni che è stata costruita questa caserma, noi la vogliamo che possa essere utilizzata dai nostri Carabinieri, perché devono essere presidio democratico, devono essere presidio di legalità, e per questo ci batteremo fino alla fine. Vicinanza ai Carabinieri e alla comunità di Cetraro è stata espressa anche dal Presidente della Commissione regionale contro l''ndrangheta. La nostra presenza qui come istituzione, come forze politiche, vuole significare questo: stare vicino alla comunità, alla parte bella e seria della comunità, quella che vuole camminare a testa alta, rialzarsi e non piegarsi a questi gesti di prepotenza. E in queste ore la presenza dello Stato è forte a Cetraro. Oggi l'abbiamo visto l'assessore De Caprio, domenica i sindaci e il presidente dell'Anti-'ndrangheta Nicola Morra, c'erano tutti il presidio di Libera. Oggi l'Arma dei Carabinieri decide di rafforzare il presidio sul territorio. Il comando generale dell'Arma, d'intesa con le autorità di governo, ha disposto il rinforzo del presidio territoriale. In particolare saranno inviate 5 unità, 3 marescialli e 2 appuntati, alle quali si affiancheranno ulteriori 21 carabinieri, di cui 6 dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria e 15 delle compagnie di intervento operativo del 10° Reggimento Campania e del 14° Battaglione Calabria. Tutti i reparti dei carabinieri operanti nell'area, rende noto l'Arma, continueranno a profondere il massimo impegno per garantire la sicurezza della cittadina e per venire in tempi rapidi all'individuazione dei responsabili del grave gesto. Ancora cronaca: incendiata l'auto di una imprenditrice a Cassano, il sistema di videosorveglianza incastra gli autori del gesto, 2 le persone arrestate. Vediamo. Sono state avviate il 21 gennaio scorso, dopo l'incendio appiccato alla vettura di un'imprenditrice di Cassano allo Ionio, le indagini dei carabinieri che oggi hanno portato all'arresto di 2 29enni con l'accusa di tentata estorsione aggravata. In manette sono finiti Giuseppe Scorza e Salvatore Stabile, che avrebbero vessato e minacciato la titolare di un lido balneare per costringerla a pagare. L'imprenditrice, a partire dal settembre del 2020, è stato accertato dagli inquirenti, aveva ricevuto molteplici richieste estorsive da parte di Scorza per un importo di 1.500 euro da erogare quale corrispettivo di una millantata guardiania fornita da quest'ultimo al lido della donna nella stagione estiva, ma l'imprenditrice si era opposta con fermezza, da qui l'incendio della vettura. Nelle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona si vede l'autovettura in uso stabile poco prima dell'incendio, mentre si ferma nei pressi del luogo dove era parcheggiata la macchina della donna. I 2 scendono dall'auto con un bidoncino in mano, ma pochi minuti dopo, a mani vuote, corrono verso la propria vettura. Sono stati subito individuati dai militari, anche perché già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri, inoltre, pochi giorni dopo l'incendio della vettura, hanno effettuato una perquisizione nei confronti di Scorza, trovandolo vestito con gli stessi indumenti indossati durante il compimento dell'atto incendiario. A Castrovillari adesso, dove polemica per il caro bollette, si tratta delle bollette relative al servizio idrico. Vediamo. Botta e risposta sulla questione acqua a Castrovillari. Il commissario cittadino Lega Salvini, Leo Battaglia, interviene su come il comune gestisce la lettura dei contatori per il consumo dell'acqua e denuncia il mancato rispetto delle letture trimestrali. Bollette esorbitanti, addirittura abitazione, parliamo di civile abitazione di 100 metri quadrati, sono arrivati 800-900 euro. Per Leo Battaglia la mancata figura dei letturisti dei contatori ha portato all'emissione di bollette che non rispettano l'effettivo consumo. Bollette calcolate sui presunti consumi si arrivano a bollette perché mancano i contaturisti, quindi praticamente manca questa figura di chi va a leggere il contatore. Si chiama il comune, è impossibile parlare con un operatore perché comunque in questi periodi, quindi si mandano email e non arrivano risposte, quindi la gente è costretta a pagare e non deve pagare. Invito tutti i cittadini a fare una verifica e chiediamo i rimborsi appunto a questo sindaco Lopolito, chiediamo che si faccia chiarezza su questa situazione perché così è veramente grave e invito il sindaco Lopolito a dare le dimissioni. Pronta la risposta del sindaco Mimmo Lopolito.
forse bisognerebbe un attimino leggere con attenzione le fatture che sono arrivate. È chiaramente indicato che trattasi di fatture in acconto, senza lettura effettiva ma con lettura forfettaria, pari all'80% di quanto era stato fatturato nell'anno precedente. Non esiste alcuna illegittimità nelle fatture, ma ripeto, essendo un sistema di calcolo fatto in maniera percentuale sul consumo precedente, può essere immediatamente corretta senza alcun pregiudizio per i diritti dei cittadini. Ora lo sport, domani in campo le formazioni calabresi di Serie B, il Cosenza ospita il Vicenza e la Reggina sarà impegnata in trasferta a Brescia. Vediamo. Serviva smuovere la classifica. Dopo 2 stop consecutivi e il Cosenza a Salerno è riuscito a conquistare un punto nonostante l'uomo in meno e anzi ha rischiato anche di conquistare il successo se solo il palo non avesse negato la gioia del gol a Sciaudone. Ma è inutile piangere sul latte versato. Domani si torna in campo per la seconda di 3 gare ravvicinate in poco tempo. I lupi ospitano il Vicenza, una sfida davvero vitale per continuare a credere nell'obiettivo salvezza e guai a parlare di turnover con il tecnico. Con i ragazzi ne ho parlato, ormai non si tratta di turnover, abbiamo una rosa che dei ragazzi tutti ci danno garanzia, deve giocare chi sta meglio ovviamente, soprattutto nelle partite ravvicinate e quindi, ripeto, devo valutare un po' le condizioni un po' di tutti, se c'è da cambiare qualcosa perché qualcuno magari non è al 100% lo dobbiamo fare, le condizioni IBA ancora non sta bene, quindi non sarà convocato. Gongola la Reggina dopo la vittoria sulla vice capolista Monza che ha portato gli Amaranto a +8 dalla zona play-out e a -6 dai play-off. Domani tocca al Brescia e Baroni avverte: non è mai facile vincere in Serie B, adesso arrivano 2 gare toste e dobbiamo presentarci nelle migliori condizioni. Ora, come di consueto, le notizie dalla borsa. Giornata all'insegna della cautela per le borse europee, in linea all'andamento di Wall Street, con gli operatori intenti a monitorare i segnali di ripresa dell'economia e l'andamento delle campagne di vaccinazione. In mattinata i listini avevano beneficiato degli ultimi dati su produzione industriale e vendita al dettaglio in Cina, che sottolineano la forza della ripresa a V della prima economia asiatica. Nel vecchio continente si guarda soprattutto all'avanzamento delle immunizzazioni, che rischiano di registrare una nuova frenata dopo la sospensione precauzionale in Italia, Germania e Francia del vaccino di AstraZeneca. Negli USA l'attenzione è già rivolta alla riunione della Fed, che si concluderà mercoledì con il consueto intervento di Jerome Powell, da cui si attendono rassicurazioni in merito alla risalita dei costi di indebitamento e alle eventuali pressioni inflazionistiche che nelle ultime settimane hanno alimentato una rotazione settoriale dai titoli growth a quelli value. Nel frattempo le indiscrezioni parlano di un possibile incremento della tassazione da parte dell'amministrazione Biden per finanziare il programma economico a lungo termine con potenziali impatti sugli utili societari. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi a +0,1%, poco sotto la parità l'Ibex 35 di Madrid a -0,1%, il CAC 40 di Parigi e il FTSE 100 di Londra a -0,2%, il DAX di Francoforte a -0,3%, oltre oceano flat il Dow Jones e l'S&P 500, mentre il Nasdaq resiste a +0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra a 1,193, mentre il dollaro-yen è poco mosso a 109,1. Tra le materie prime scambiano in calo le quotazioni del greggio, con il Brent a -0,7% a $68,8 e il VTI a -0,6% a $65,2. Sull'obbligazionario il BTP Bund resta in area 93 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,6%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap avanza Terna a +4,7%, bene anche Leonardo a +4,2% e Inmit a +3%, mentre arretra Tenaris a -2,5% e Nexi a -2,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato da un clima tipicamente invernale su tutta la regione, con temperature che risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali. L'afflusso di aria fredda di estrazione artica, in discesa lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone,
posizionato sull'Europa occidentale. Con molta probabilità ci accompagnerà per tutta la settimana o per buona parte di essa. Domani, nella notte tra lunedì e martedì, cielo generalmente nuvoloso sulla Calabria meridionale e piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate al di sopra dei 1000-1100 metri, in parziale miglioramento nel corso della mattinata. Altrove irregolarmente nuvoloso con piogge sparse e nevicate al di sopra dei 1000 metri. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno, con venti dei quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.